Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. Buon pomeriggio da parte di Franco Segreto, Teleeuropa Network con Replay per questo lunedì datato 24 settembre 2018. Parleremo della sconfitta del Crotone in casa col Verona per 2-1, parleremo del pareggio al San Vito Marulla, finalmente si è giocato dopo quella brutta pagina scritta lo scorso 1° settembre contro il Verona, che è costato, come tutti sanno, lo 0-3 a tavolino al Cosenza Calcio. Parleremo anche di quello che è successo in Serie C, poi ci sarà il turno infrasettimanale e parleremo anche di quello. Vedremo delle immagini, ascolteremo ciò che ha detto Braglia, quello che ha detto anche l'allenatore del Crotone Giovanni Stroppa, e vado subito a presentare gli ospiti del nostro pomeriggio. Grazie come sempre ad Alessandro Russo. Buonasera, buonasera a voi. Dobbiamo fare poi oltre che un bilancio, dobbiamo parlare di quello che è successo ultimamente. L'Entella, il 26 ci sarà anche l'ennesimo consiglio. L'ennesimo atto di questa Serie B, non si sa se rimarrà a 19, 20 o a 24, quindi si esprimerà, mi auguro per l'ultima volta e definitivamente, il collegio di garanzia del CONI. E grazie, anche se per poco, perché so che poi c'ha degli impegni, è un giocatore del Cosenza Calcio, è un uruguaiano, Jaime Baez. Buonasera. Grazie per essere intervenuto alla nostra trasmissione qui a Replay, e naturalmente è tornato con noi il nostro compagno di viaggio e d'avventura Aldo Cennamo. Salve, buon pomeriggio a tutti. E allora Alessandro, prima di andare a vedere quello che è successo con i tabellini, vogliamo ripercorrere ciò che è stato e quello che potrebbe essere con l'Entella al momento, che è stata riabilitata tra virgolette e quindi dovrebbe far parte del campionato di Serie B. A te la parola, grazie. La società del presidente Gozzi si sente virtualmente ormai in Serie B e forse ne ha ben ragione. Una notizia che rimescola le carte, ma potrebbe essere, non dovrebbe essere l'ultima di questa lunghissima estate. Ormai siamo in autunno anche dal punto di vista atmosferico, ma il campionato di Serie B non è ancora ben inquadrato per quanto riguarda il format. Tra le altre cose pesa la posizione delle altre 4 squadre, il Catania, la Ternana, la Pro Vercelli ed il Siena, con la possibilità che il governo possa provvedere ad alzare il tono della polemica e a chiuderla con un provvedimento ad hoc. Detto fuori dai denti, lato problematiche del Cosenza, a mio avviso il Cosenza guarda con attenzione a questa situazione, perché un campionato a 19 squadre, forse a 20, è sempre un campionato diverso dalla tensione della Serie B storica, perché la Serie B è sempre stato un campionato lunghissimo che dà la possibilità di recuperare, dove ci sono anche delle squadre forti, fortissime, ma anche molto deboli. Il Cosenza, che dovrà compiere l'impresa della salvezza, che è come se fosse una nuova promozione in Serie B, a mio avviso guarda a questa situazione con interesse, perché un campionato allargato è un campionato diverso, lungo, stressante, e quindi aspettiamo questo esito che potrebbe davvero stravolgere tutto, anche quindi perché poi il 26 sapremo, 20 è quasi certo, vedremo, perché potrebbe addirittura arrivare a 24, vediamo un attimo cosa succede. Jaime Baez, visto che poi ci devi lasciare per impegni che avevi preso in precedenza, vogliamo farti conoscere al popolo rossoblu, ai tifosi. Tu sei scuola fiorentina, sei un uruguaiano, hai giocato in Italia anche in Serie B, mi pare alla Spezia, lo scorso anno hai giocato a Pescara, giusto? Sì, giusto. E che tipo di attaccante sei? Sono un attaccante esterno, una seconda punta, che mi piace venire a prendere la palla più su, mi piace giocare di più. E niente, mi piace anche assistere i miei compagni, quindi lavoro tanto per la squadra. Che gruppo hai trovato in questo Cosenza Calcio? L'allenatore, Trincheri, il direttore sportivo, e poi che gruppo è questo Cosenza? Il collega Alessandro Russo di Gazzetta dello Sport diceva che Cosenza quest'anno parte naturalmente per mantenere la categoria. Che gruppo hai trovato? Considerato che hai giocato anche in B, come dicevo prima,
sia a Spezia che lo scorso anno a Pescara? No, un bel gruppo perché ci sono tutte belle persone, bravi ragazzi che ci hanno accolto benissimo quelli che siamo arrivati dopo e quello è molto, molto bello e molto importante anche. Tu hai visto la partita che il Cosenza ha pareggiato in casa contro il Livorno per 1-1 dalla panchina. Sì. Me la vuoi inquadrare questa gara, poi andiamo a vedere casomai gli highlights. E una partita che non abbiamo saputo chiudere, si può dire, secondo me. Le occasioni il Cosenza le occasioni le ha create. le abbiamo avute, importanti anche, però purtroppo la palla non è entrata e quindi loro sono anche stati bravi a aspettare fino alla fine e noi non abbiamo saputo mantenere il zero in nostra porta. No? Che campionato sarà quello di Serie B di quest'anno? Rispetto agli anni precedenti, se dovesse rimanere a 19 squadre, diceva il collega Alessandro Russo, un campionato più difficile per quanto riguarda la retrocessione, perché poi ad andare giù sarebbero ancora 4 squadre. Sì, più difficile sì, però sempre il campionato di B sempre è difficile perché tutte le squadre, nessuna è una che può vincere tutte le partite sono complicate per ognuno, quindi speriamo bene per il Cosenza. Secondo me possiamo fare bene e salvarci tranquillamente. Senti Baez, un'ultima cosa, il Cosenza dopodomani giocherà mercoledì alle ore 19, lo diciamo a beneficio di chi ci segue da casa, questa partita a Cremona, la cremonese che ha pareggiato domenica sera a Padova per 1-0, perdeva per 1-0, poi ha pareggiato Clayton Dos Santos, un ex giocatore del Crotone, del Bari, lo ricordo. E quindi è una squadra tosta, 4-3-3, Mandorlini allenatore. Che partita prevedi tu a Cremona? È una partita molto difficile, loro hanno più o meno la stessa squadra dell'anno scorso, hanno cambiato qualche giocatore, però rimane anche sempre quella squadra, è una squadra tosta che devi andare là e lottare fino alla fine, se no loro sono molto bravi. Cosenza è alla ricerca della prima vittoria, chiudiamo? Sì, sempre. Grazie a Baez. Allora per questo suo primo intervento, Aldo Cennamo, vorrei ripartire da ciò che ha detto Alessandro Russo, il discorso dell'Entella, attualmente la B ha 20 squadre, giorno 26 si esprimerà, come dicevamo prima, e ci auguriamo definitivamente il collegio di garanzia del CONI per quanto riguarda appunto i vari ricorsi che sono in essere. Ma io la sto definendo anche sui miei posti un'armata a Brancaleone, cioè cose veramente turche, si vedono solamente quest'anno, veramente una cosa, non lo so, è un ragionamento molto difficile, ci sono situazioni, secondo me è entrata in campo la politica, nel senso che le squadre che dovrebbero andare in B fra venerdì, perché mercoledì ci sarà poi venerdì si riuniranno, credo che venerdì decideranno, ma se non decideranno giustamente potrebbe intervenire il governo, ma ci sono forti pressioni da parte di alcune città importanti come Catania, Siena, questo lo dobbiamo dire, no? Novara. Non diciamo Guarda, se dovessi essere malizioso, penso che alla fine si potrebbe, per non creare problemi, perché se dovessero decidere a 20, 21, 19, quanto esso sia, secondo me ci sarebbero ancora altri contenziosi e non la finiremmo mai, potrebbe essere una catena di Sant'Antonio. Io penso che alla fine la soluzione che troveranno, perché è così che poi alla fine si potrebbe chiudere a 24, potrebbero farlo entrare tutti quanti, andiamo avanti, facciamo 24, via dicendo, 24 la Serie B dove poi si deve giocare anche mercoledì, è tutta una situazione che deve ancora essere giocata tra i banchi della magistratura e della Lega Calcio. Io penso che sarebbe giusto invece farlo a 20, perché a 20 sarebbe molto più. Però c'è un altro problema, caro Franco, c'è il problema dei 19 presidenti che attualmente stanno giocando la Serie B, è un problema economico anche. Ci sono soldi che se dovessero allargare a 24, a 21, a 22 perderebbero gli attuali gestori della Serie B che sono 19, cioè in effetti mi pare, se non vado errato, che si potrebbe arrivare a prendere 6 milioni e mezzo mi pare per quanto riguarda le squadre, e
e se invece entrano altre 2 o 3 il plafond si diminuisce a 5 milioni, 5 milioni e mezzo. Cioè è anche una questione, la questione politica, la questione economica e una serie di circostanze non consentono attualmente di avere nessuna previsione. Quello che conta invece è che veramente è una comica. Se ci fosse stato Totò avrebbe fatto un gran bel film. Benissimo, allora non so se Alessandro Russo vuole dire qualcos'altro, altrimenti andiamo a vedere quelli che sono stati i risultati. No, io ma che poi volevo chiedere una cosa, delle cose a Baez. Esattamente, della quarta di campionato andiamo a vedere subito ciò che è successo e naturalmente con la relativa classifica e poi daremo nuovamente la parola ad Alessandro Russo per la domanda al giocatore del Cosenza Baez. Ecco qua. Allora, Benevento Salernitana si è giocata in anticipo venerdì sera 4-0 per la formazione di Bucchi, poi Carpi Brescia 1-1, Cosenza Livorno 1-1, a Crotone il Verona è passato per 2-1, Anderson mi pare e poi il gol del Crotone di Parigi nei minuti finali e poi abbiamo Padova Cremonese giocata ieri 1-1, poi Palermo batte Perugia 4-1, il Perugia che sarà il prossimo avversario del Cosenza domenica prossima al Marulla con inizio alle ore 15, poi Pescara Foggia 1-0 ed infine Spezia Cittadella 1-0. Andiamo a vedere subito la classifica generale, io intanto ringrazio in regia Enzo Leonetti e poi alla Camera il nostro Michele Cava. Ecco qua subito la classifica generale, il Verona con 10 punti, capolista, poi il Cittadella 9, avendo perso l'ultima gara, Palermo e Pescara 8 punti, Benevento 7, Cremonese 6 insieme al Crotone, allo Spezia, Lecce 5, poi Salernitana 5, ancora Padova 5 dopo il pareggio di ieri, poi a 4 punti troviamo il Perugia di Alessandro Nesta e ancora Ascoli a 4, poi a 3 punti abbiamo Brescia, Venezia, 2 punti il Cosenza, 1 punto Livorno insieme al Carpi, chiude il Foggia a -5 avendo perso l'altra partita in casa. Questo Foggia di Grassadonia, Alessandro, ma il campionato è lungo. Io, guardando graficamente proprio la classifica, prego. Sembra che la classifica anche graficamente parli e dica guarda probabilmente non finirà così perché la vedo un po' sghemba proprio come disegno geometrico, non sembra la Serie B, ormai Baez è abituato anche a vedere le lungaggini della classifica di Serie B, sembra un altro campionato, francamente una soluzione allargata è quella a cui si deve tendere perché va bene sì i contributi ma trovarsi in Serie C l'anno prossimo non è che è proprio una cosa guarda, anche graficamente mi sembra che la classifica parli come per dire un posto libero c'è già, visivamente. Vedremo, anche perché questo fatto dei riposi dell'ultima partita con una squadra che gioca, un'altra non gioca, insomma, non sono cose straordinarie da vedere. Io volevo chiedere a Baez 2 cose. Intanto, questo è un periodo nel quale c'è molti arrivi di giocatori uruguaiani, anche attaccanti uruguaiani. Hanno inaugurato Falletti a Venati, che sono arrivati all'epoca alla Ternana, poi sono arrivati al Bologna. E poi sei arrivato tu, c'è stato l'arrivo quest'anno di Joachim Ardaiz al Frosinone, ma Baez che è un giocatore ancora da scoprire, potrebbe essere anche l'arma in più del Cosenza, perché il Cosenza si discute molto, ma ci sono 3-4 giocatori che neanche hanno giocato ancora, quindi aspettiamo di emettere un giudizio sulla squadra, anche perché Baez viene presentato scuola fiorentina, scelto da Pantaleo Corvino che è un direttore sportivo tra i migliori in Italia e forse anche in Europa, sicuramente avrà delle cose. 2 cose, la prima è hai visto la partita dalla panchina e hai respirato l'atmosfera del San Vito Marulla, tu che sei un giocatore passionario, un uruguaiano, insomma, somiglia molto anche all'Italia del Sud come atteggiamento e come cuore, insomma, hai respirato la passione che c'è. Come vedi la squadra, come vedi l'ambiente e soprattutto cosa pensi che la squadra può fare per tirarsi fuori dalle secche della classifica? Prima l'ambiente è bellissimo perché anche io sono abituato in Uruguay, è sempre così, la gente sempre ti sta vicino, ti fa sentire comodo, senti quel fuoco ogni partita e dopo la squadra può tirare fuori tanto secondo me, ancora possiamo fare molto meglio, credo che ci sono i giocatori di qualità. E niente, penso che con il tempo, con il passare di ogni gara possiamo migliorare e dobbiamo migliorare. Cosa ti dice? Dove Braia è l'arma in più di questo Cosenza, almeno in questi ultimi mesi è stato così. Cosa ti dice Braia, visto che ancora non hai giocato, come ti tiene sulla corda?
E a tutti, ci tiene a tutti, ognuno penso che quello è personale anche, perché se tu non stai pronto di testa e sei forte di testa pronto per quando c'hai quella possibilità di giocare è difficile dopo quando ti tocca. Quindi credo che quello va a ognuno. Senti, questo Ardiles, Franco, l'ultima, questo Ardiles che è arrivato al Frosinone viene paragonato, è di Salto, è originario di Salto, lo stesso quartiere, la stessa provincia di Cavani e anche di Suarez. Non ha ancora giocato, ha avuto un problema muscolare. Tu lo conosci, che giocatore è? Dice che è un giocatore di grande prospettiva. Sì, un attaccante forte, fisicamente fortissimo, lui è uno potente che lotta tantissimo. E dopo anche c'ha gol, che quello è importante per un attaccante e penso che può fare bene perché è uno che lotta sempre, va a tutti i palloni e penso che può fare molto bene. Grazie. Aldo, allora hai alzato... No, volevo fare una domanda proprio, secondo me attuale, proprio perché lui vediamo qual è la tua domanda. anche se non ha giocato, ha già tastato anche... Dopo che Braglia ha tuonato per quanto riguarda la situazione che si è creata per quanto riguarda il terreno erboso, il campo sportivo, secondo te il campo sportivo attualmente è un campo... No, è una domanda importante, Franco, per capire, il campo attualmente come si presenta? Braglia ha detto che si può giocare tranquillamente, che le zone non si alzano, come si presenta questo stadio? No, sta bene. Ieri per esempio quelli che non abbiamo giocato ci siamo allenati lì e sta bene. È importante saperlo perché lo sapevamo già, tante dicerie in giro, cerchiamo di... Grazie comunque. Si può giocare bene. E ho visto che ieri pomeriggio vi siete allenati dalle 17 in poi proprio sul terreno di gioco San Vito Marino. Ok, allora Alessandro, che vogliamo fare? Vogliamo andare a vedere gli highlights? Ma credo di sì, Franco. Quello che ci ha prospettato Gianluca Pasco, poi lo rivedremo perché... nella seconda parte non ci sarà Baez, come dicevo, per impegni con la squadra e con l'allenatore, ci sarà poi il nostro collega Francesco Pirillo che è capo ufficio stampa del Rende Calcio. Allora, se dalla regia siamo pronti, Enzo Leonetti, andiamo a vedere quello che ha appunto confezionato Gianluca Pasqua per quanto riguarda sia le formazioni di Serie B che di quelle di Serie C, Rende in primis che ha battuto nel derby il Catanzaro per 1-0 gol di Gigliotti ed è al primo posto in classifica con 6 punti. Grazie. C'è poco tempo per riflettere e forse non è una circostanza negativa. Il turno infrasettimanale costringe Cosenza e Crotone a proiettarsi da subito sui prossimi avversari. Mister Stroppa avrà pochissimo tempo per rimarginare le ferite aperte dalla gara con il Verona. L'evidente passo indietro del rossoblù potrebbe essere cancellato immediatamente da una prestazione positiva in casa del Pescara, rimandando qualsiasi riflessione sulla qualità della vita del campionato e considerando le note stonate soltanto un effetto collaterale del rodaggio di una squadra poco diversa da quella della scorsa stagione, sì, ma impegnato in una categoria che presenta insidie peculiari e guidata da un allenatore con idee e progetti da assimilare. Io ho avuto la sensazione che il Verona fosse più pronto di noi a fare questa partita, anche se poi ci sono stati tutti i presupposti per poter rimetterla in piedi, al di là del gol che abbiamo preso, ma anche 2 o 3 ripartenze nel primo tempo gratuite, quindi quando si parla di qualità, di capacità nel gestire i momenti, è chiaro che una palla in uscita così che mi perde l'attaccante poi crea situazioni sanguinose, no? Se mi consentite il termine. Al di là di questo abbiamo creato tantissimo il primo tempo, pur concedendo, perché comunque abbiamo concesso delle ripartenze importanti. Secondo tempo sembrava che la squadra quasi non ci credesse più, ho provato a cambiare, a mettere 4 attaccanti davanti. Potevamo fare sicuramente meglio. Non c'è classifica più bugiarda di quella del Cosenza. I 2 punti fotografano una situazione non in linea con quanto si è visto in campo nelle prime giornate. Pesa la gara non giocata con il Verona, ma anche con Ascoli, Cittadella e Livorno. I rossoblù di Braglia hanno pagato a caro prezzo sbavature e disattenzioni. L'esordio al Marulla ha mostrato i 2 volti dei lupi, aggressività e vivacità straordinarie che hanno animato la prima ora di gioco e la remissività dell'ultima mezz'ora, quando, all'inevitabile ritorno dell'avversario, il Cosenza non ha saputo rispondere con quello che dovrebbe essere il suo marchio di fabbrica, ossia la capacità di gestire il risultato, utilizzando delle ripartenze per chiudere definitivamente le gare. Un percorso in essere che il tecnico toscano dovrà accompagnare nella giusta direzione, sfruttando gli uomini a sua disposizione. Mercoledì a Cremona la sfida con i grigiorossi reduci dal pareggio esterno con il Padova. Il calendario lo sappiamo,
Noi sappiamo che dobbiamo domani allenarci e così via, è il lavoro nostro, non è che quando c'è i turni infrasettimanali dobbiamo resettare e vedere se c'è da fare qualche cambio oppure andare avanti. Anche il campionato di Serie C propone un turno infrasettimanale, difficile orientarsi tra i tanti rinvii di un campionato monco. Per il Catanzaro c'è subito un altro derby, dopo la sconfitta nella sfida del Lorenson sarà la Vibonese il banco di prova per gli uomini di Oteri. Anche i rossoblù cercano il riscatto dopo il passo falso con il Trapani. La gara del Ceravolo è l'occasione giusta per cimentarsi con una formazione di spessore e dimostrare di aver assorbito il gap derivante dal salto di categoria. Capolista a sorpresa, ma neanche tanto, il Rende di Modesto che sarà di scena a Monopoli, mentre la Regina, dopo il primo successo conquistato ai danni del Bisceglie, toccherà uno stop forzato. La Viterbese infatti è tra le squadre che attendono la rivoluzione dei campionati. Grazie Gianluca Pasqua. Allora c'è tanta carne a fuoco. Io direi di cominciare subito dal Cosenza, Alessandro, da questo 1-1 che ha lasciato un po' tutti, dalla dirigenza, gli addetti ai lavori con l'amara in bocca, perché in effetti il Cosenza sperava di portare a casa questi 3 punti in virtù di un primo tempo giocato discretamente bene. Le azioni ci sono state sotto porta, è mancato il guizzo finale, è mancato la determinazione appunto sotto la porta difesa da un buon portiere. Ho visto un buon portiere che si chiama Mazzone. Te la parola, poi sentiamo Baez e Aldo Cecchi. Ma la partita è stata una partita ben giocata per 2/3 del tempo da parte del Cosenza, su un campo a mio avviso ancora non pari alle attese, a quello che merita la squadra, a quello che merita la città del terreno di gioco, perché è un campo che la palla rimbalzava poco, si alzava la sabbia. Per la cronaca Lucarelli ha protestato a fine partita in maniera molto affettuosa, perché è uno dei nostri, tra virgolette, uno che a Cosenza è nato calcisticamente, dicendo che Fazzi si era infortunato, ma ci sarà modo per aggiustare ancora meglio questo campo. Intanto salutiamo con piacere i 10.000 del San Vito, che possono diventare di più se coccolati e con qualche risultato, e c'è da dire che la squadra, a parte un inizio un po' così, con un errorino di Mungo in disimpegno, nel primo tempo ha giocato davvero un calcio eccellente, il calcio dei playoff, il calcio di infilata, in velocità, con delle giocate molto belle anche da vedere, e a fine primo tempo il Cosenza meritava sicuramente di trovarsi in vantaggio, non una rete a 0, ma con il doppio vantaggio. Forse quello è stato il motivo saliente della partita, perché il mancato 2-0, soprattutto nell'ultima occasione di un ottimo Garritano, poteva davvero mandare al tappeto il Livorno. Una squadra esperta, lenta, molto lenta dal punto di vista atletico, che nella ripresa si è tenuta in vita, però francamente di tiri in porta del Livorno nello specchio della porta io non ne ricordo neanche uno, ed è drammatico pensare ad un 1-1 con una squadra che tira una sola volta nello specchio della porta e fa gol. C'è qualcosa da rivedere. Braglia parlava di una situazione atletica ancora in evoluzione da parte del Cosenza. C'è però, secondo me, un difetto di personalità del Cosenza che bisogna subito tirare fuori, perché sia D'Ascoli nel frangente del gol, sia con il Livorno, a mio avviso, se ci sono delle situazioni un po' borderline, la squadra deve, secondo me, tirare fuori un aspetto un po' più ruspante. Questo non è un campionato nel quale il Cosenza gestisce la partita e gli avversari dormono. Gli avversari sono molto esperti e scaltri, ed è bastato un buon Diamanti negli ultimi 20 minuti a vanificare un'ottima partita del Cosenza, con un paio di cross, un paio di giocate, e come dice un mio amico esperto di calcio, se quel pallonetto fosse andato in gol, quello nel finale, sarebbe stata davvero una tragedia sportiva, perché lì avremmo perso la partita, lato Cosenza 2-1, e vallo a raccontare alle cronache. E quindi bisogna essere più furbi dei furbi, perché la Serie B è una categoria inflessibile. Ad Ascoli al 96 il Cosenza ha perso 2 punti, con il Livorno ha perso altri 2 punti. Alla fine del campionato speriamo di non dover pentirci di questi 4 punti persi sul selciato. Se ci aggiungiamo la sciatteria di Cosenza-Verona, il Cosenza ha preso una penalità in questo inizio di campionato. Baez, visto che devi andare via, allora mi pare che il nostro
Gianluca Pasqua sia stato chiaro, lo ha ribadito anche Alessandro Russo, al Cosenza mancano un po' di punti in classifica generale, lo ha detto ad Ascoli al 96, con Livorno senza mai tirare in porta, il Cosenza poi praticamente ha subito il gol del pari. A proposito, abbiamo sentito un po' di arbitri, uno in particolare che ha fatto anche il direttore generale del Cosenza Calcio, che saluto, che è il medico, il dottor Mario Raus, ha spiegato che non esiste assolutamente il fuorigioco, perché intanto Kozak è in influente la posizione, poi c'è Giannetti, ex attaccante del Cagliari, che praticamente rilinea con i due centrali, quindi non esiste la posizione di fuorigioco. Per i tanti che hanno mandato messaggi, mail e quant'altro, quindi chiariamo subito le idee. Baez, allora, manca qualcosa al Cosenza? Sì, senza dubbio che sì, però noi non ci possiamo prendere di quello e dire magari sì, dobbiamo avere qualche punto in più, se no dobbiamo migliorare quello che stava a dire lui, che è giusto anche, e niente. Penso che con il lavoro possiamo anche migliorare questo aspetto, gli ultimi minuti che stiamo a soffrire fino ad oggi. Che allenatore è Braglia? Bravo. Tu ne hai avuti tanti in Italia, no? Allenatori? Sì, ho avuto un po'. Anche a Pescara, hai avuto pure Zeman, no? Ho avuto Zeman quasi tutto l'anno e dopo... Il vice? Sì, bravo. E dopo Di Carlo a Spezia. E niente, a Italia veramente si impara tanto, atleticamente soprattutto, e dopo ogni allenatore ha qualcosa di diverso. E Braglia è uno che è quello che ti fa stare sulla punta dei piedi, si può dire. Sì, che ti fa stare sempre sul pezzo, insomma. Sul pezzo, bravo. Quindi niente, penso che lui ti insegna a stare sempre attento, a lottare ogni palla, che quello è molto importante per lui, quindi è anche bravo a questo. Grazie Baez. Allora, Aldo Cennamo, sempre rifacendoci al discorso di Gianluca Pasqua, è una classifica un po' avara in questo momento, il Cosenza con 2 punti per quello che ha fatto vedere ad Ascoli contro il Livorno, no? Ha detto bene Alessandro, ha fatto una disamina che mi sento di condividere in pieno. Primo tempo spettacolare, un Cosenza veramente alla grande. Braglia ha usato l'espressione, un gioco che forse non si vede neanche in Serie A, ha fatto una grande bella partita, ci sono state 3 o 4 occasioni che si poteva giustamente chiudere sul 2-0 e la partita se ne andava. Il secondo tempo siamo entrati in campo con lo stesso spirito, per la verità, però gli ultimi 20-25 minuti abbiamo abbassato il baricentro, ci siamo un pochino schiacciati, loro hanno fatto dei cambi perché la panchina loro è una bella panchina. Era la domanda successiva. Bravo, è una panchina. Noi probabilmente avevamo anche qualche giocatore che da molto tempo non gioca, per esempio il caso Bruccini per esempio ha avuto questa maledetta pulpagia, ha dovuto giocare forzatamente 90 perché Braglia è stato costretto a fare un cambio, un paio di cambi che probabilmente non voleva fare, però purtroppo il calcio è questo, abbiamo subito questo gol che c'è tanto da discutere perché il gol, quel cross lì deve essere per forza di cosa controllato, il giocatore si è trovato in quella posizione, ha tirato e ha fatto gol, 1-1, però quello che conta è il gol, quello che è lo spirito della squadra che c'è, forte, una squadra compatta, una squadra che ha assimilato già il gioco di Braglia, per cui adesso aspettiamo di mercoledì e poi domenica e vedremo se questa classifica riusciamo a far salirlo un po'. Comunque non c'è nulla di straordinario perché onestamente il Cosenza non è una squadra che alla fine il Cosenza avrà sicuramente la possibilità di salvarsi perché ci sono i presupposti, c'ha un grande allenatore, c'ha una società anche importante alle spalle, per cui credo che alla fine ce la faremo. Allora, prima di andare in pubblicità ricordo che il Cosenza giocherà mercoledì sera a Cremona, quindi Cremonese-Cosenza alle ore 19 e poi domenica prossima al San Vito Marulla una partita interna alle ore 15 contro il Perugia di Alessandro Nesta. Restate con noi, pubblicità, grazie a Baez. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo.
Seconda parte di Replay Teleuropa Network con Franco Segretto, lunedì 24 di settembre. E allora ci ha raggiunto Francesco Pirillo, capo ufficio stampa del Rende Calcio. Grazie Francesco per aver accettato l'invito. Grazie a voi. E allora Gianluca Pasqua ha introdotto anche il discorso della Serie C e del Rende in particolare. Rende che dopo aver vinto per 4-1 a Pagani ha battuto nel derby il Catanzaro per 1-0. Vogliamo parlare di questa partita? Ma è stata, penso, una partita perfetta da parte del Rende. Se un po' tutti si aspettavano un esame un pochettino più importante dopo i 4 gol alla Paganese, era il derby col Catanzaro, il Rende di Modesto, dobbiamo dire a questo punto, sì, ha dimostrato di essere una squadra capace di mettere sotto anche chi è stato costruito poi per lottare, per vincere il campionato. Non sappiamo, magari noi ce lo auguriamo, ovviamente non sappiamo se poi si riuscirà a mantenere questo ritmo, questa intensità, però insomma, se l'inizio è questo, la nuova era del Rende targato Modesto è iniziata probabilmente nel migliore dei modi. Sì, perché dicevo 4-1 a Pagano, 1-0 col Catanzaro. Che impressione ti ha fatto questo Catanzaro, Francesco? Forse ancora per paragonare a quello che ha detto Stroppa, poi ne parleremo, dice non ha in questo momento il Crotone il passo dell'Hellas Verona, può darsi che il Catanzaro ancora non ha il passo giusto per la categoria? Probabilmente è così. Contro di noi diciamo che hanno giocato una partita dove potevano, indubbiamente poi potevano anche far gol, perché il palo nei minuti di Fiscinale nei minuti iniziali, insomma, è stata pure un po' di sfortuna, palo interno, palla fuori, quindi magari se andavano avanti il Catanzaro si poteva assistere a un'altra partita. Fortunatamente non è stato così. E poi insomma secondo me è stata una bella partita, nel senso che entrambe le squadre hanno giocato per vincerla, poi magari un po' di imprecisione nell'ultimo passaggio, un po' di confusione magari nelle ripartenze, qualche misura non limata alla perfezione da parte di entrambe, poi ha fatto venire fuori una partita con pochi tiri nello specchio della porta e poi, come diciamo adesso, vince chi fa gol. Il Rende ha fatto gol, il Catanzaro non è riuscito a farlo e quindi insomma, noi ci godiamo il momento positivo. Grazie Francesco. Alessandro Russo era vicino a me e al Lorenzoni, c'era Mauro Meluso, il direttore sportivo del Lecce, c'era Stefano Trinchera, direttore sportivo del Cosenza, un po' di addetti ai lavori. Io ho visto qualche giovane interessante del Rende, per la verità, una disposizione tattica importante, il 3-4-3 molto aggressivo, brillante, sovrapposizioni. Insomma, mi è piaciuto il Rende, devo dire la verità, ho messo un post anche sulla mia pagina di Facebook, una foto di qualche tempo fa con Ciccio Modesto che ha meritato gli applausi dei 1500 presenti al Lorenzoni. Tu che impressione hai avuto di questa squadra? Io uno su tutti, Aua, non lo conoscevo, devo essere onesto, poi Francesco. Sì, lui arriva dall'Inter, è scuola Spezia Inter, è un giocatore che è arrivato in un gruppo di acquisti di un anno fa, è un giocatore di qualità, però come dicevi bene tu, tutti gli addetti ai lavori, era presente anche l'ex direttore sportivo del Cosenza, l'osservatore della Juventus Ciccio Marino, che mi aveva parlato delle qualità di Francesco Modesto e del suo modo di giocare, ma tra il dire, ovviamente ho piena fiducia in quello che dice Marino, che è un competente di calcio tra i migliori in Calabria, però vedere dal vivo il Rende mi ha fatto davvero una grande impressione, perché ha giocato contro una grande squadra, perché il Catanzaro si vede che in Fieri è una squadra di grande qualità, con un allenatore molto navigato, ancora forse non ha il passo campionato, ma il Rende ha giocato in maniera tambureggiante il primo tempo. Nel secondo tempo, quando ti aspetti che il Rende cala, altro che, ha alzato ancora di più il ritmo, giocando palla su palla, verticalizzando sempre, davvero una partita spettacolare che alla fine del secondo tempo il Rende forse ha anche meritato di vincere, no, senza forse. Con un Catanzaro che fa mea culpa, ma che avrà modo di recuperare. Devo dire la verità, diciamo, è un allenatore che va seguito, questo Modesto, perché dimostra di avere delle idee, la squadra dimostra di avere grande personalità, e soprattutto si nota proprio ad occhio nudo che i giocatori si butterebbero nelle fiamme per l'allenatore, giocano sempre rivolti alla panchina e
e vanno continuamente. Non vedevo una partita così bella dai tempi in Serie B, il Cosenza quando c'era Sonzogni, Malesani, dal punto di vista proprio dell'approccio, non parlo della qualità tecnica, perché poi la qualità tecnica è un'altra cosa. Dal punto di vista proprio dell'abnegazione tattica è stata una partita davvero godibile e che ha creato un'ottima Grazie Alessandro Russo della Gazzetta dello Sport. E chi meglio del direttore sportivo del Crotone, Peppe Ursino, che ringraziamo per essere al telefono con noi, ci può parlare di Ciccio Modesto. Direttore? Sì. Grazie per essere intervenuto. Si parlava del rende di Ciccio Modesto, di questa vittoria sul Catanzaro, di questa squadra che praticamente ha giocato veramente bene contro la formazione di Auteri, riuscendo poi a portare a casa 3 punti, sono 6, primi in classifica, Modesto allenatore, quindi Peppe Ursino lo conosce benissimo. Sì, lo conosco, che è stato un mio calciatore, nello stesso tempo me lo ricordo anche la regina, un ragazzo straordinario. E venendo dalla scuola di Gasperini sicuramente diventerà un grandissimo allenatore. Lo sta dimostrando, io ho visto il Rende giocare contro di noi, è veramente una squadra ben impostata, determinazione, grinta, velocità. Queste sono le armi che contraddistinguono le squadre di Modesto, di Juric, di Gasperini. E quindi sono molto fiducioso del campionato del Rende quest'anno. Presidente, parliamo allora della Serie B. Stavamo discutendo con i nostri ospiti, c'è Francesco Pirilla, detto Stampa del Rende Calcio, il nostro compagno di viaggio ed avventura Aldo Gennem e poi Alessandro Russo della Gazzetta dello Sport. Abbiamo ascoltato poc'anzi Stroppa, allenatore del Crotone, che nel post partita di Crotone e Hellas Verona ha detto forse non abbiamo ancora il passo del Verona e di naturalmente chi è in testa alla classifica. Ursino cosa dice? Sì, se ho guardato la partita di sabato tu te ne accorgi subito che dal lato velocità, dal lato fisico loro erano molto più pronti di noi, anche perché sono brevilini e ho visto un'ottima squadra. Ecco, questo volevo chiedere. Che Verona è? Un Verona costruito, direttore, per il salto di categoria naturalmente. Sicuramente sì, è una squadra poi allenata molto bene, io l'allenatore lo conosco perché l'ho seguito quando 2 anni fa doveva venire da noi, quindi... Parliamo di Grosso, è un ex campione del mondo del 2006. Sì. Fabio Grosso. Sicuramente sarà una delle candidate alla vittoria del campionato. Però è stata una bellissima partita, anche noi abbiamo fatto una buona partita, non buonissima, però quando tu sbagli 2 o 3 occasioni, 4 davanti alla porta, poi ne paghi. È vero. E così è stato. Allora facciamo un giro per il direttore Ursino e poi parliamo anche del Cosenza, vediamo cosa pensa e del campionato in generale. Alessandro Russo, vai. Direttore, buonasera. Ciao. Allora, direttore, vista l'abnegazione e l'attenzione con la quale lei costruisce le squadre, ne sono fedele testimone per come è attento nelle sedi di calciomercato, ma anche in tutti i dettagli, nella scelta dei giocatori e nell'organizzazione del campionato. Si è fatto già un'idea di quali sono le squadre con le quali dovrà lottare per il ritorno in Serie A? A suo avviso ci saranno delle sorprese e se sì, quali? La sorpresa ci sarà sempre, anche se quest'anno secondo me ci sono 4 squadre che possono già candidarsi alla vittoria finale. Possiamo dirle queste 4 squadre, direttore? Ma sarà Verona, sarà Palermo, sarà Benevento e mi auguro il Crotone. Quindi queste 4 squadre secondo Ursino si giocheranno i 3 posti. Sicuramente sì, però la squadra sorpresa può essere la Cremonese. La Cremonese è una squadra che è stata costruita molto ma molto bene e quindi sto vedendo anche dalle prime partite che è una squadra molto difficile da affrontare. Che poi mercoledì il Cosenza dovrà recarsi a Cremona, sarà un bel test per la formazione di Braglia. Sicuramente sì, però conoscendo il mister, conoscendo i giocatori del Cosenza, venderanno cara la pelle,
perché fuori in casa secondo me il Cosenza gioca meglio che in casa. Sì, sono d'accordo pure io. Francesco Pirillo. Salve direttore, come andiamo? Ciao. No, io quello volevo fare l'in bocca al lupo per la stagione e soprattutto di stare tranquilli, perché poi il campionato di Serie B l'abbiamo vissuto tanti anni, è lungo, quindi magari partire zoppicando all'inizio non significa poi essere tagliati fuori dai giochi. L'unica cosa è le 19 squadre ovviamente ti comportano poi il fatto di non poter sbagliare troppo. Ma questo lo sto sentendo dall'inizio del campionato, 19 squadre, prima di ogni cosa non si sa quante saranno. Aspettiamo mercoledì, no? Il 26. Esattissimo. Io quest'anno non capisco più niente. Nemmeno noi, nemmeno noi addetti ai lavori, direttore. Nemmeno no. Perché è una cosa veramente nemmeno noi. è una cosa fuori dal comune, quello che sta succedendo nel calcio italiano. Solamente la Serie A in questo momento ha delle idee chiare, precise, ma siccome ho partecipato 2 anni lo so che è un campionato a sé stante, in Serie B, in Serie C non si capisce niente. Io sempre l'ho detto dall'inizio del campionato, non si sa ancora, siamo quasi alla fine di settembre, quale squadre parteciperanno al vero campionato di Serie B, perché io ho l'idea che mercoledì succederà un'altra cosa importante. Per non parlare quello che hanno fatto al Crotone a favore del Chievo, quella è stata una cosa Quella è stata una cosa vergognosa. Vergognosa, vedi, lo possiamo dire e ce ne assumiamo la responsabilità. Perché invece di guardare la sostanza hanno guardato la forma, e è la prima volta che un giudice si dimentica oppure non interroga il presidente Campedelli. Quindi puntini, non voglio più dire benissimo, tanto la storia la conosciamo a memoria. E ancora la cosa più grave, sai qual è? Sì? Hanno dato regione all'Entella. Sì, esatto. Nella questione col Cesena. Col Cesena, il Cesena che non esiste più. Il Crotone e il Chievo? Ma, benissimo. Due misure. Aldo Cenema e poi ancora Alessandro Russo, poi lasciamo libero il direttore. Ciao Beppe, ti volevo fare questa domanda. Guarda, io penso che il Crotone, da quello che dicono gli addetti ai lavori, i giornalisti, le cronache, è la squadra più attrezzata secondo me nella categoria. Non vorrei che questo danno che gli è stato procurato, un mancato ripescaggio che doveva essere così perché abbiamo capito che è successo con il Chievo e via dicendo, non potrebbe essere questo impatto diciamo negativo sul campo, ancora pesa probabilmente la retrocessione a livello mentale e psicologico? No, questo no, invece una cosa molto ma molto importante che nessuno dice, che noi nel mese di luglio non sapevamo che squadra dovevamo fare. Per la B o per la A? Esattissimo. Specialmente per i difensori eravamo indecisi e quindi sono state prese dei giocatori quasi all'ultimo momento, quando abbiamo saputo al 100% che facevamo la B. Quindi questi ragazzi ancora non sono in ottime condizioni e quindi stiamo pagando anche un po' di questa situazione. Come per quanto riguarda gli infortuni che venivano dall'anno scorso, tipo Benalì e tipo Budiger. Però dai, io sono fiducioso perché la squadra ha già una visione mia e quindi se miglioriamo anche ancora di più la tenuta atletica ce la giocheremo con le altre squadre. Allora, la sorpresa potrebbe essere a 24? Non ho capito. La sorpresa potrebbe essere a 24? Direttore, allora io rivolgo al direttore un'ultima domanda. Direttore, allora io vorrei inquadrare un attimo questo Pescara-Crotone e Cremonese-Cosenza, poi l'ultima battuta la lasciamo ad Alessandro Russo. Che partite e che gare saranno? Difficile per entrambe? Secondo me sì, sono due partite difficilissime, però sia noi che il Cosenza secondo me andiamo a fare la nostra partita nello stesso tempo cercando di ottenere un risultato positivo. In questo campionato
Nel campionato di B non puoi sapere quello che succede per ogni partita. È vero. Un campionato equilibrato, un campionato difficile, un campionato logorante, quindi uno deve stare sempre sul pezzo, nello stesso tempo di non fare drammi per una sconfitta o 2 sconfitte, perché il campionato è lungo e si deciderà come tutti i campionati dopo il mercato di gennaio. E allora ricordiamo che il Crotone giocherà a Pescara mercoledì, poi mi pare che avrete il Brescia in casa di Corini. Di Corini subito venerdì, perché noi giochiamo subito. Quindi venerdì in anticipo. Il Brescia di Corini perché il presidente Cellino è esonerato la scorsa settimana a Suazo. Ultima domanda, Alessandro Russo. Direttore, visto che lei è molto attento alla questione dello scouting, visto che anche tipo suo figlio gira l'Europa, ma state attenti anche ai giocatori italiani, per esempio l'arrivo di questo giovanissimo Nicola Nanni che avete preso dal Cesena, un classe 2000, un giocatore di cui si dice davvero cose straordinarie. Intanto se ci dice come sta andando questo Nanni e poi nel giro, ovviamente non facendo tirando fuori delle notizie che possono essere utili ad altre squadre, ma a suo avviso qual è il giovane in questa fase del campionato di B che bisogna attenzionare? Vito forse, no? Allora, per quanto riguarda lo scouting, purtroppo a mio figlio l'abbiamo perso, perché è andato alla Juve, quindi... Complimenti! Insomma, a me è andata una squadretta così. Sì, è andata alla Juve, quindi... Lavora per la Juventus? Sì, capo scouting 2001, 2002, 2003. E quindi... Complimenti, noi direttore. però siamo preparati a questo. Crotone adesso dobbiamo metabolizzare proprio questa situazione e certamente seguiamo molto i giocatori italiani. Ci faccia qualche nome, direttore. Quello che dice Mancini, il CT. Qualche nome ci faccia, direttore. Allora. No, ancora è presto, vabbè. Ancora è presto, però il giocatore che hai menzionato tu sarà una delle sorprese di questi anni. Se tu ti accorgi, sta giocando in prima squadra titolare un ragazzo del nostro settore giovanile. Questo è per noi un grandissimo orgoglio. Uomo, sta facendo un inizio di campionato straordinario e quindi siamo molto orgogliosi di questo. C'era Francesco Pirillo che voleva... No, dico, direttore, ve l'abbiamo lanciato a Rende l'anno scorso, dai. Sì, ma il Rende è una buonissima... Cuomo, di lancio. Sì, buonissimo trampolino di lancio. Speriamo di ripeterci con Giannotti quest'anno. Sì, sicuramente sì. Questo è un altro giocatore molto ma molto interessante. Se voi ve ne accorgete, la squadra più giovane del campionato è proprio il Crotone. Quindi la nostra politica non è sempre quella. Politica dei giovani. Dei giovani di qualità. E la novità, come ho detto prima, è che i giovani nostri nel settore giovanile si affacciano già alla prima squadra, che è la cosa molto importante. Allora, direttore, per chiudere, hai fatto 4 nomi di squadre che io vado a ripetere per quanto riguarda la lotta per la Serie A, quindi Hellas Verona, Benevento, il Palermo di Tedine e naturalmente il Crotone costruito da Peppe Ursini e allenato da Giovanni Stroppa. Un'ultima cosa vorrei chiedere sul Cosenza. Come inquadra Peppe Ursini il Cosenza Calcio in questo campionato? Cosenza Calcio inquadro primo con l'allenatore. Sì, Braglia. Per me sì, un allenatore molto preparato, un allenatore proprio di categoria. Nello stesso tempo la squadra è stata costruita proprio per una salvezza tranquilla. È difficile giocarci contro, sia in casa che fuori, ma certamente è una squadra che fino all'ultimo cercherà di ottenere la salvezza e secondo me la otterrà. Benissimo, direttore, grazie per essere intervenuto, in bocca al lupo per domani a Pescara. Grazie a voi. Saluti direttore, grazie. Ciao. Arrivederci direttore. Allora Alessandro, insomma ha detto tanta Diciamo, roba. Tanta l'assist roba. a Ursino GR ci E intanto stava, la dai. notizia che ci ha dato è quella del figliolo che lavora per la un bel Juventus. assist. Capo scouting 2001, 2002, 2003, un in bocca al lupo. Evidentemente per Ursino che si sa muovere. No, ma è un giocatore che... Il figliolo pure che tu conosci bene. No, ma il problema dello scouting, che poi è un problema che
molto avvertito e da risolvere anche per il Cosenza Calcio, perché è la seconda volta che ne parlo e non ne parlo a caso, perché una squadra che voglia dirsi competitiva, che vuole acquartierarsi in Serie B, dove il calcio comincia a diventare concretamente reale, deve avere un'area scouting qualificata, deve avere delle persone, dei professionisti che vanno in giro a vedere le squadre avversarie, ma soprattutto che stanno in giro in Italia, non dico in Europa perché lo fanno in Serie A, ma il Crotone lo ha fatto anche in B, perché Budimir, il figliolo di Ursino, lo ha scoperto lui, Simmi lo hanno preso dal nulla, e queste sono le operazioni. Quest'anno mi trovavo a Milano nel notissimo ristorante Cavallini insieme al Crotone Calcio, quando il presidente Vrenna parlava di Nanni, di questo giovanotto che hanno preso un 2000 dal Cesena. Cioè bisogna lavorare in quest'ottica, e poi bisogna lavorare per i ragazzi di Cosenza anche, come fa bene il Crotone, e ce ne sono, però bisogna osare di farli stare a ridosso della prima squadra adesso questi ragazzi. E serve un'area scouting, servono dei professionisti che insieme al direttore sportivo coordinano questo lavoro e che poi portano dei frutti, perché stiamo in B per giocarla, salvarci, senza pensare che poi c'è la stagione 2019-2020, non serve a nulla, cioè serve parzialmente, c'è una cosa che dobbiamo abbarbicarci a questa tu parli del futuro, giustamente ti proietti nel futuro. Maniglia di salvataggio per così, non deve essere solo questo. Ursino ci ha detto anche delle cose positive per il Cosenza, perché visto dall'altra parte il Cosenza, hai visto una squadra difficile da affrontare? Sotto alcuni aspetti c'è un certo pessimismo intorno a questo Cosenza. Io guarderei la parte positiva, cioè chiaramente sono stati, come ha detto Braia, sono stati dei bischeri. Bischeri, l'ha detto in toscano. Sono stati dei bischeri, perché sono riusciti a non chiudere la partita. Però hanno giocato anche un gran calcio per alcune frequenze della partita. Ora bisogna, Franco, prendere l'altra parte della B. Quella tipo quando il Cosenza aveva quei centrocampisti esperti, tutti citano Luciano De Paola. Sì, citiamolo Luciano De Paola. Serve esperienza, serve scaltrezza. Citiamo Palotti, citiamo Grande Biaggi, ne abbiamo tanti. Furbi, perché adesso ogni partita sarà pesante, bisogna attrezzarsi per essere scaltri e non pensare che il campionato finisce a Cremona, anche perché la partita di Cremona è difficile, direi difficilissima, proibitiva, come vogliamo definirla. Il Cosenza se la va a giocare, può anche perderla, ma non è che il campionato è finito, il campionato riparte, lunghissimo. Ursino, che è un direttore molto navigato, ha fatto assaporare, la stiamo annotando tutti, che ben presto ci sarà un colpo di scena nel formato del campionato. Quindi questo campionato ce lo porteremo fino all'estate 2019. Giù di lì. Francesco, allora sentiamo la tua opinione su quello che ha detto anche del Rende. Tu hai parlato di un giocatore, Cuomo, ve lo abbiamo lanciato a Rende, speriamo che sia la stessa cosa, hai sottolineato con Giannotti, eccetera, eccetera. Sì, l'anno scorso è arrivato Cuomo a gennaio. Difensore centrale. Difensore centrale, di fatto poi dal 98 ha fatto tutte le partite da titolare fino alla fine poi alla sconfitta di Caserta nei playoff. Quest'anno diciamo che il Rende non ha fatto l'errore dell'anno scorso col prestito secco del giocatore, quest'anno con Giannotti il presidente Coscarella si è portato un po' più avanti assicurandosi un diritto di riscatto e quindi è iniziata anche a rendere una politica nuova, cioè quella di patrimonializzare il parco giocatori, squadra molto giovane rispetto a quella dell'anno scorso, se considerate che Minelli 99, Giannotti 99, Agua 98, quindi tutti ragazzi giovani che sono di proprietà del Rende Calcio e quindi ci sarà da valutare anche questo in ottica poi di mercato. Non so se dobbiamo andare in pubblicità oppure possiamo continuare. Ah, c'è la pubblicità, benissimo, poi andremo a vedere il prossimo turno sia della Serie B che della Serie C e naturalmente chiuderemo rivedendo nuovamente il servizio di Gianluca Pasqua. Linea alla rete, grazie, restate con noi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. Terza ed ultima parte di Replay, allora stiamo parlando
diciamo, discutendo su quello che aveva detto poc'anzi via telefono il direttore sportivo del Crotone Calcio, Peppe Ursino. Allora, ha dato dei messaggi, insomma, Ursino ha parlato delle 4 squadre che, lo ripeto, secondo lui Hellas Verona, Benevento, Palermo e Crotone, ha detto del Cosenza che è una bella squadra, che lotterà per la salvezza ma sicuramente ce la farà, e ha parlato di Braglia, un buon allenatore, ha detto che il Cosenza secondo lui è più squadra da trasferta che da partite in casa. La tua opinione? Ma io penso che ha mandato dei messaggi importanti, ha fatto capire, insomma, che queste partite che si sono svolte dimostrano che questa Serie B è una Serie B forte, una 2, dove c'è squadre che possono veramente dirla loro. Ha fatto i nomi di 4 squadre che potenzialmente potrebbero vincere sto campionato, ha detto che la Cremonese potrebbe essere una sorpresa, perché anche questo ha detto che il Crotone ha giovani interessanti, che ha dovuto fare la squadra, soprattutto la difesa, cioè ha fatto capire che il Cosenza è una squadra che ha un grande allenatore, una squadra che se la può giocare, cioè Ursino è uno che capisce di calcio e ha mandato dei segnali. Questi segnali il Cosenza li deve recepire assolutamente. Noi abbiamo visto come ha giocato bene noi dobbiamo ripetere quel primo tempo. Forse quel ritmo con quel caldo è stato veramente anche un po' quello che ha determinato poi il fatto che il Cosenza è calato fisicamente, ma il Cosenza quando arriverà al 100% del top, perché fisicamente i giocatori stanno bene, però probabilmente ancora non hanno nelle gambe i 90 minuti, sicuramente il Cosenza sarà una squadra che non avrà difficoltà a salvarsi se giocherà con questo stesso ritmo. La panchina del Cosenza è una panchina importante e non dimentichiamo chi c'è in panchina. E la panchina del Livorno ha fatto la differenza, l'abbiamo già detto, purtroppo, perché poi sono entrati 2 giocatori importanti e hanno giocato in Serie A anche in nazionale, per cui il discorso si è chiuso lì. 1-1, probabilmente quell'1-1 potrebbe essere evitato per tanti motivi, ma prendiamolo questo punticino, siamo a 2 punti, vediamo che succede mercoledì, ma soprattutto quello che succederà domenica contro il Perugia. Speriamo che sia il pubblico delle grandi occasioni. Perché il Cosenza ha bisogno del suo pubblico. In questo momento non bisogna bisogna stare vicino alla squadra, perché il Cosenza ha bisogno del suo pubblico. Il pubblico è il 12° uomo in campo. Benissimo. Non facciamo scherzi, ragazzi. Te li faccio io, che sono uscito dalla panchina, gliel'ho fatta la domanda a Cristiano Lucarelli. Erano uno Diamanti, che fino a 3 anni fa giocava in nazionale, e l'altro l'attaccante ex del Cagliari, Giannetti. Allora, Francesco Pirillo, introduciamo questo Monopoli Rende. La squadra so che è partita questa mattina per Monopoli, si giocherà domani sera alle 20:30, ci sarà il turno infrasettimanale anche per la Serie C, poi vedremo il quadro completo. Che gara sarà contro la formazione di Scienza, che è stato riconfermato, e Rende mi dicevi convocati tutti. Sì, Modesto ha voluto premiare poi il gruppo, anche perché comunque siamo 23 giocatori, quindi li ha voluti portare tutti. La squadra è partita stamattina, farà rifinitura poi lì a Monopoli, e quindi con Modesto che arriverà da Coverciano direttamente, perché è andato a fare l'esame per il patentino di UEFA. Quindi si ritroveranno poi a Monopoli per preparare al meglio questa partita. Il vice quest'anno di Modesto? È Maurizio Perrelli, ex giocatore del Rende, del Cosenza, il centrocampista Maurizio Perrelli. Silana. Alessandro se lo ricorderà sicuramente. Sicuramente sì. E allora, Enzo Leonetti, mi mandi per favore il prossimo turno della Serie B, e così andiamo subito appunto a vedere le partite che sono in programma. Tutte le partite si giocheranno martedì sera alle 21, tranne 2 partite che si giocheranno, una il Cosenza a Cremona il mercoledì e l'altra praticamente il Foggia-Padova, che si giocherà sempre mercoledì alle ore 21, a 2 ore di distanza. Quindi Brescia-Palermo, Cittadella-Benevento, Cremonese-Cosenza, Foggia-Padova, Hellas Verona-Spezia, Livorno-Lecce e Perugia-Carpi, Pescara-Crotone, Salernitana-Ascoli. Alessandro, allora, veramente una bella giornata questa, quinta giornata di campionato. In attesa di capire quale sarà la Serie B, il Cosenza gioca una partita molto difficile a Cremona. Io sono del parere... Possiamo tornare in studio, grazie. Sono del parere, senza tema di smentite, e anche sono del parere e dell'idea che il calcio moderno insegna che non ci sono più gare scontate. Basta vedere ieri Barcellona-Girona 2-2 per capire che non ci sono più le squadre materasso. Tutt'al più in un campionato come quello di Serie B, dove il Cosenza ha un tasso tecnico
buono. Io vorrei andare in controtendenza e spendere una prova a favore della squadra che ha tutte le qualità per giocarsi le partite alla pari, a viso aperto e in maniera spavalda contro gli avversari. Lo ha dimostrato il primo tempo con il Livorno, tra le altre cose c'è ben poco da perdere a Cremona ed è una partita difficile contro un avversario sul piano tecnico forse superiore, ma il Cosenza ha la gamba per stupire come ha fatto nei playoff. Il Cosenza è una squadra che ovviamente è una squadra simpatia e una squadra antipatia, perché il Cosenza è pure una squadra importante, quindi scomoda, non tutti hanno piacere che il Cosenza sia in B, e questa è una categoria che la città di Cosenza, i suoi tifosi e la sua provincia devono difendere con il coltello tra i denti, perché tornare in Serie C sarebbe davvero una cosa tragica per i lupi. Ed il campionato è lunghissimo, la squadra c'è, poi c'è anche il mercato di riparazione, quindi si potrà anche soffrire perché si può perdere a Cremona, ma a mio avviso bisogna pensare in positivo, bisogna pensare anche con l'ottica. Per esempio noi abbiamo a fianco a noi una squadra che gioca sul collettivo, cioè il rende in C dimostra che il collettivo quando gioca alla grande è imbattibile, quindi la questione del collettivo è sicuramente importante. Il Cosenza, certo, non può guardare al Verona, al Palermo, quelle bellissime partite che ci sono in programma, però ci sono 4-5 squadre con le quali se la può giocare, 6-7 squadre, poi una B a 24 potrebbe riaprire un campionato. Questa è una giornata straordinaria, Franco, sì, ho visto. Perché c'è un Verona-Spezia che sembra una partita scontata, ma lo Spezia è una squadra che in contropiede può fare abbastanza male. E poi c'è da verificare la reazione anche del Crotone e del Cittadella. E poi ci sono anche delle partite intermedie non male, anche Livorno-Lecce. Cittadella-Benevento per esempio. Cittadella-Benevento, come dice bene Aldo, e poi si gioca continuamente, Franco. Sì, mercoledì, e poi domenica di nuovo al San Vito alle 15 come ai bei tempi. È vero. Tenendo conto che ci sono dei giocatori che non abbiamo visto, magari li vorremmo vedere. Tu mi dicevi, parlavamo così un attimo prima anche della questione del gol che ha preso il Cosenza con il Livorno. Nella questione sveglia veloce, altrimenti allarme rosso, facendo una battuta un po' cinematografica, anche chi difende la porta del Cosenza dovrebbe stare un po' più allerta, perché il gol del Livorno, bisogna dirlo chiaramente, è un concorso di colpe dove tutti quanti devono guardare, devono rivedere l'azione e capire perché è stato preso. Giusto. Il Cosenza ha un organico lungo, ci sono tanti giocatori che sono dietro le quinte, c'è un nazionale under 19 come Cerefolini che bussa alle porte, e insomma bisogna che tutti quanti si guadagnino la pagnotta. Però ecco, questo volevo chiedere ad Aldo e poi passiamo a Francesco Pirillo. In conferenza stampa nel post partita Braglia è stato chiaro, dice: visto che dovremo giocare 3 partite in 7 giorni, sto cercando di capire se dovrò fare dei cambi o meno. Ma secondo me i cambi ci saranno. A Cremona cambierà qualcosa? Noi giochiamo, ci siamo riposati la Cremonese ha giocato domenica e quindi ha solo 2 giorni di riposo, però è chiaro che secondo me Braglia qualche accorgimento soprattutto a centrocampo lo porterà anche in attacco, perché onestamente fare 3 partite in una settimana non è facile, specialmente all'inizio del campionato, perché se eravamo nel periodo di febbraio-marzo quando si decide tutto, ma adesso che ancora la squadra alcuni giocatori sono impallati, bisogna assolutamente dosare le forze, per esempio Bruccini, secondo me Bruccini potrebbe non essere dalla partita oppure gli farà fare un tempo perché ha avuto questa pubalgia, cioè è difficile, tutto questo poi fa parte di un discorso di una panchina importante, perché c'è Palmieri, c'è Perez, c'è anche Baclé, sono giocatori importanti, quindi per cui secondo me il Cosenza deve fare un turnover dosato. Braglia sa quello che deve fare, a Cremona se la deve andare a giocare come l'ha giocata il primo tempo, chiudersi in difesa non serve a nulla. Il calcio moderno, giustamente a telecamere spente Alessandro faceva una riflessione che mi convinceva, l'Atalanta gioca il calcio moderno, non si chiude mai, ieri ha pareggiato la partita, il Frosinone si è chiuso per 90 minuti, a 8 minuti alla fine ha perso la partita, cioè il calcio si gioca alla pari, quando si va in campo si deve giocare alla pari e non chiudersi mai, non mai dentreggiare, cercando di giocare. Il Cosenza il primo tempo lo ha vinto 1-0 perché ha giocato una grande partita, quello è lo spirito della squadra, se quello è lo spirito a Cremona potremmo uscire bene anche con risultati importanti. Allora Enzo Leonetti, per favore, se mandi il prossimo turno della Serie C, così introduciamo anche il prossimo turno e andiamo a vedere poi la classifica generale
Abbiamo parlato, abbiamo già anticipato di questo Monopoli naturalmente contro il Rende, però ci sono partite che riguardano anche le altre squadre calabresi, Bisceglie Casertana, Catanzaro Vibonese, questo derby. Hanno perso tutte e due, caro Alessandro, il Catanzaro ha perso a Rende, è una partita... la Vibonese ha perso in casa 2-0 col Trapani. Ambivalente, perché il Catanzaro deve riscattarsi, ma andiamolo a dire alla Vibonese. Bravo, si deve riscattare pure dal tonfo interno contro il Trapani. Juve Stabia Potenza, poi abbiamo Matera Catania, questa è stata rinviata questa partita, proprio perché il Catania non gioca, è una di quelle che aspira a rientrare in Serie B. Poi abbiamo detto di Monopoli Rende, Siracusa Paganese, Trapani Sicola Leonzio, Viterbese Regina ha un'altra partita rinviata perché la Viterbese non vuole stare in questo, poi ce lo spiegherà meglio Francesco Pirini. Campionato di Serie C, ognuno si alza la mattina e dice a me il girone non interessa perché devo fare 1000 chilometri, il presidente della Viterbese Camilli, eccetera, eccetera. Riposa in questa domenica, in questo turno infrasettimanale riposerà mi pare la Cavese, mentre per quanto riguarda la Serie B le abbiamo viste, riposerà il Venezia. Allora, Francesco Pirini, le introduciamo questa Serie B e le calabresi in particolare, almeno quelle che giocheranno. Ma giocheremo noi ovviamente, a Monopoli sarà una partita difficile, però come diceva Ursino, come diceva pure Alessandro prima, essendo Modesto di scuola gasperiniana, se lo va a giocare. Insomma, ormai l'impronta è quella del Rende, andremo lì per giocarci la partita, perché poi alla fine vincere. Per vincere, l'obiettivo, ma giochi con la mente tranquilla. Alessandro, vai da capolista, gioca con la mente tranquilla, naturalmente, no? Tranquilla, per fare il risultato. È normale che poi di fronte c'è sempre l'avversario, devi capire un attimino che tipo di avversario sarà, perché comunque il Monopoli viene inserito nell'otto delle squadre che possono ambire quantomeno a disputare poi i playoff per il la settimana scorsa Francesco col presidente Coscarella gli aveva fatto la domanda, l'obiettivo del Rendage è quello di lanciare i giovani come sempre, naturalmente una salvezza tranquilla. Sì, questo è l'obiettivo iniziale. È ovvio che parlare di altri obiettivi a Rende al momento insomma, è fuori luogo. Però poi, come sappiamo benissimo, i campionati poi vanno vissuti domenica, sabato dopo sabato. Settimana dopo settimana. Volevo chiederti un'altra cosa, Francesco. Il Rende poi tornerà in casa e c'ha in calendario il Catania. Dovrebbe esserci il Catania sabato sera, sì. Alle 8:30 dovrebbe esserci il Catania, però vediamo quello che succede il 26 e poi... Insomma, tutti in alto mare, caro Aldo l'ha detto prima. E se non c'è il Catania riposa il Rende. Sì, riposano tutte e due. Si ferma pure il Rende, capito? Come si ferma la Viterbese, come si ferma la Regina. Cioè, sono tutte squadre che si fermeranno in attesa di... Alle comiche siamo. Io la cosa che mi sorprende è la questione della Viterbese. Sì. C'è una squadra che decide di non giocare. Camilli, il presidente. Il presidente decide di non giocare perché spende troppo per le trasferte e non gioca. La Lega fa un comunicato ad hoc. E a quel punto che può succedere? La possono spostare, però deve pigliare un'altra squadra, la devi mettere nel girone C, Alessandro, no? Legandomi alle parole di Ursino, secondo me, visto che il girone B non è in sovrannumero, probabilmente sperano nel ripescaggio delle tre squadre per poi poter inserire la Viterbese in quel girone. Probabile. A questo punto questo potrebbe essere il disegno. Questo spera la Viterbese. Alessandro Russo, abbiamo detto si giocano 3 partite in 7 giorni. Partiamo dal Cosenza che abbiamo detto ha giocato con il Livorno 1-1, giocherà mercoledì sera a Cremona e poi riceverà il Perugia di Alessandro Nesta. Diceva Peppursino che è una partita difficile anche per il Crotone, perché il Crotone deve riscattare la battuta d'arresto in casa contro il Verona per 2-1, giocherà domani a Pescara e poi ospiterà il Brescia di Corini. Ecco, mettiamo a fuoco queste 3 partite, una è già passata, le altre 2 sia per il Cosenza che per il Crotone. Ma sicuramente partendo dal Cosenza la partita di Cremona si nasconde molte insidie, si ritorna allo Zini dove il Cosenza ha giocato in Coppa Italia qualche anno addietro, poi riporta alla mente delle partite di molti anni addietro, una squadra che è stata costruita, come diceva anche il direttore del Crotone, con l'obiettivo di tentare di essere l'outsider del campionato. C'è Mandorlini che è uno Mandorlini è un allenatore che sta in B a sorpresa perché evidentemente crede nel progetto cremonese. Giusto. Il Cosenza gioca bene fuori casa, a mio avviso gioca bene anche in casa. Ci sarà sicuramente del turnover. Io consentito, voglio dire quello che penso,
vorrei dissentire sulla questione di Bruccini, non per altro, non per Bruccini stesso, ma perché il Cosenza di giocatori della fisicità di Bruccini in mezzo al campo non ne ha molti. È un centrocampo senza la presenza di giocatori scenicamente, possente potrebbe soffrire, però probabilmente, come ti suggeriva anche Aldo, c'è possibilità di turnover, come diceva Franco, c'è la possibilità di ondeggiare tra le maglie dell'organico e potrebbero esserci. Scusa, però in funzione del fatto che è stato soltanto infortunato fermo per 4-5 mesi, altrimenti sono d'accordo con te che Bruccini in campo ci deve essere, ci mancherebbe. Tatticamente hai fatto bene a precisarlo, ma il mio era solo è un passista che a noi serve e anche fisicamente prorompente. Detto di questa partita, che è una partita che abbiamo presentato in tutti i modi, per il Cosenza poi arriverà il Perugia, un Perugia che è partito abbastanza male, Nesta, come si può dire dal punto di vista della presenza, non ha bisogno di presentazioni, da giocatore è stato uno dei migliori difensori centrali della storia del calcio moderno italiano, da allenatore lo stiamo ancora scoprendo, vedremo cosa saprà fare. È una partita abbordabile per il Cosenza Perugia. Sì, penso proprio di sì. Dal punto di vista, anche perché al San Vito, come è stato detto anche qui in questo studio, il Cosenza deve costruire la propria salvezza e il pubblico, che è il vero proprietario ideale della squadra, deve capire che quella squadra, se si salverà grazie anche ad un fortino di interesse emotivo. Il Crotone ha una partita classica a Pescara, Stroppa sa bene che non può fallire, è un allenatore scelto perché ha delle caratteristiche di gioco importante, perché è un allenatore che punta sempre alla vittoria. Poi c'è una partita abbastanza strana, perché il Brescia è stato costruito da Gellino con l'obiettivo di provare a mettersi su. Esonerato Suazo, che in tutta risposta è diventato allenatore UEFA Pro il giorno stesso dell'esonero, guarda caso a Coverciano. Adesso c'è Corini, un allenatore di sicuro affidamento che ha la Serie B nel DNA, quindi un'altra partitaccia. Allora, siccome arrivano un po' di mail e di messaggini, mi richiedono il servizio di Gianluca Pasqua perché qualcuno non l'ha visto per intero. Lo vogliamo andare a rivedere? Con Così piacere. facciamo un resumé di quelle che sono le partite che sono state e di quelle che saranno. Allora, Enzo Leonetti, mi rimandi per favore il servizio di Gianluca Pasqua che ce l'hanno richiesto, grazie. Più il calcio d'estate si allontana e maggiore è il peso specifico dei risultati. Vincere un derby la seconda giornata dopo aver sbancato il Torre di Pagani 7 giorni prima non può che essere un segnale positivo per il Rende di Modesto. Le incognite di inizio stagione sono perlomeno accantonate. I biancorossi, come l'anno scorso, sono partiti a razzo e se nei primi 90 minuti avevano sorpreso una squadra di seconda fascia, nella gara d'esordio a Lorenson hanno domato una delle probabili protagoniste del torneo, il Catanzaro di Gaetano Teri. Gli ospiti hanno provato a spaventare il Rende, ma la parabola su calcio e punizione di Fischnaller si è infranta sul palo alla destra di Savelloni. Un avvio niente male per i giallorossi, tenuti a bada dalla difesa di casa e spesso sollecitati dalle fughe degli esterni di Modesto. Partita piacevole, vissuta tra un tentativo di Fischnaller, sicuramente il più positivo nel Catanzaro, e una della coppia Rossini-Vivacqua, un pericolo costante per Golubovic. Nella ripresa ancora qualche botta e risposta, Ciccone da una parte, tiro neutralizzato da Savelloni e Rossini dall'altra, un gol di tacco vanificato dall'intervento dell'arbitro che ha annullato per fuorigioco. L'ultimo acuto del Catanzaro il colpo di testa di Canutè che ha scheggiato il palo, poi l'ingresso di Actis Goretta e Gigliotti, un primo tentativo sul tiro cross andato a vuoto e il gol vittoria, filtrante dell'argentino per l'ex giallorosso che a tu per tu con Golubovic non sbaglia, cambiando la storia di un altro derby tinto di biancorosso. Le attitudini sono proprio quelle di non mollare mai, di avere tanta voglia di emergere e quindi i ragazzi sapevano che era una partita non facile, difficilissima. Io l'avevo preparata perché comunque giocavamo con lo stesso modulo, quindi a specchio, e sapevo che sui duelli, se perdevamo un solo duello, noi perdevamo la partita. Noi siamo partiti molto bene, poi in alcuni momenti loro ci hanno controllato andando sui bersagli, soprattutto sulle ripartenze, impattandoci subito. La stessa cosa noi abbiamo fatto con loro. È stato un confronto equilibrato. Tutte le volte che il Rende è venuto non ha creato sostanzialmente grandi pericoli, eravamo sempre allineati, eravamo sempre... Invece noi 5-6 situazioni importanti, molto più pericolose rispetto a loro, le abbiamo create. Poi pensare di venire con una squadra così, in un campo così, è
e giocare da dominatori non è facile, perché questa è una squadra che ha qualità, questa è una squadra che ha fisicità, una squadra che ha forza, una squadra che ha una buona organizzazione di gioco, una squadra che ha anche qualità individuali. Che belle parole quelle di Auteri, le abbiamo ascoltate tutte. Alessandro, tu eri a Lorenzon. Abbiamo visto la partita, ti ripeto, è un Catanzaro che ovviamente... Volevo qualcosina, ecco, sapere sia tu che da Francesco, questo Catanzaro, se con l'allenatore, voglio dire che insomma, è uno scafato, è un esperto della categoria, con l'organico che Pasquale Lo Giudice, il direttore sportivo, ha allestito, può tentare qualcosa di importante. Ma io devo dire che il Catanzaro si vede che ha una squadra buona. Secondo me manca di un centravanti. Ancora il passo un po'... Non lo so, per me manca di un 9. Questo così proprio ad occhio nudo mi è sembrato questa... Ciccone, se devo dire, sì, però non, poi c'è pure Infantino. Non lo so, una squadra così importante forse manca di un 9, così ad occhio nudo. Però si vede che c'è una qualità, una struttura di una squadra che col perno di Maita in mezzo al campo avrà la possibilità di fare molto bene. Le cose che dice Auteri per certi versi possono anche essere prese come giuste, ma il Rende, io ho visto la partita, si è presentato diverse volte anche sotto porta in maniera molto pericolosa, quindi è stata una partita che forse il risultato più giusto sarebbe stato un pari, però la sorpresa è stato che il Rende se l'è giocata alla pari 90 minuti sempre con la stessa intensità contro un Catanzaro forte, autorevole, sostenuto da oltre 500 supporter vocianti, con una impostazione da squadra che sogna il salto di categoria. Francesco Pirillo, allora manca poco, siamo quasi sui titoli di coda della trasmissione, poi Aldo Gennamo. Che Catanzaro hai visto tu? No, come te lo aspettavi? Sì, più o meno è la classica squadra di Auteri, che ha bisogno di più partite per rodare al meglio il meccanismo. Probabilmente, come diceva Alessandro, manca di un attaccante, non sono riusciti a dare via Infantino nella finestra di mercato estiva, un giocatore che sembra non rientrare nei piani. Auteri sta cambiando spesso il terminale offensivo, probabilmente quando troveranno gli automatismi, i giusti automatismi, sarà una delle squadre. Anche perché Fischler è portato ad andare, non a stare lì. Questo dico. Mi è piaciuto molto in difesa il Catanzaro. Sì, Riggio è stato per me uno dei migliori, se non il migliore della sua squadra. Anche Pambianchi ha fatto una buona partita. Allora Aldo, che volevi aggiungere? No, io per quanto riguarda il Rente è partito benissimo. Questo significa che il lavoro che è stato fatto già l'anno scorso Modesto lo ha fatto suo adesso e sta portando il Rente a giocare 2 partite, primi in classifica, quindi vuol dire che anche quest'anno il Rente sarà non una sorpresa, ma potrebbe essere una protagonista di questo campionato che ancora non sappiamo come si svilupperà, perché c'è sul problema del Catania che sta creando assolutamente situazioni imbarazzanti, la Viterbese che fa tutta questa muina e via dicendo. C'è tutto un discorso secondo me da venire, però il fatto che il Rente abbia iniziato bene, abbia un allenatore come Modesto che si sta comportando bene e le cronache lo danno come un allenatore molto importante e vincente, questo la dice lunga su quello che il Rende potrebbe anche dare ai suoi tifosi e a tutti noi quest'anno. Benissimo, allora siamo ai saluti e naturalmente vi ricordo che Replay andrà poi prossimamente il prossimo lunedì. Noi ci rivedremo con Replay alle ore 15 e parleremo naturalmente di 2 partite sia per quanto riguarda il Cosenza, che come dicevo prima giocherà mercoledì sera alle 21 a Cremona e poi in casa successivamente la domenica contro il Perugia di Nesta alle ore 15, così come il Rende, in attesa che il 26 poi il collegio di garanzia del CONI si esprima definitivamente. Il Rende giocherà martedì sera a Monopoli con inizio alle ore 20:30, Francesco, giusto? E poi dovrebbe, usiamo il condizionale, sabato sera giocare al Marco Lorenzon contro il Catania, se il Catania dovesse restare in Serie C. È tutto per quest'oggi, allora grazie ad Alessandro Russo della Gazzetta dello Sport. Grazie a Francesco Pirillo, capodetto stampa del Rende Calcio, e grazie al nostro compagno di viaggio e d'avventura grazie a voi, Aldo buon Gennamo. pomeriggio a tutti. E naturalmente ringraziamo Gianluca Pasqua, detto stampa del Cosenza, che ci ha permesso di avere Jaime Baez, il paraguayano del Cosenza, una seconda punta, dovuto andare via per impegni precedentemente assunti, e naturalmente in bocca al lupo a tutte le calabresi. Arrivederci.
Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo!